Wagyu, è periodo di zucca. Facciamo un risotto insieme che vi faccio fare bella figura con i vostri ospiti. Prendiamo la zucca, la mettiamo in una teglia, un po' di salvia, qualche foglia d'alloro, olio extravergine, un po' di olio all'aglio. A casa potete usare anche uno spicchio d'aglio, state tranquilli. Sale e pepe, quanto basta a sentimento. Chiudiamo tutto, mettiamo in forno a 180 gradi un'ora e mezza. Quando la zucca è cotta, fatela diventare una crema, così, bella liscia. E mi raccomando, i semi non li buttate, sciacquateli e rimetteteli in forno a 180 gradi per 8 minuti. Il riso in casseruola lo facciamo tostare solo con un po' di sale, bagniamo con brodo vegetale e lo lasciamo cuocere per 11 minuti. E mentre il riso cuoce, ci puliamo il nostro zenzero che andremo a usare in mantecatura. Quando mancano 4 minuti di cottura, aggiungiamo la nostra crema di zucca. Il riso è cotto, andiamolo a mantecare. Zenzero, burro e parmigiano reggiano. Un filo d'olio, pepe macinato al momento. Quando il riso diventa così cremoso, andiamo ad impiattarlo. Salsa di provola affumicata. Divertitevi a casa, non vi dico come si fa, provateci. Qualche seme di zucca tostato, qualche fogliolina di basilico e il riso è pronto. Ma mo assaggiamolo. Fate attenzione, che i vostri ospiti vogliono venire a cena tutte le sere così,